Eder. Mech. Pallister. Oggi abbiamo fatto accertamenti nelle filiali Conad della provincia. Nella fattispecie, presso le filiali Conad di Viale 20 Settembre e di Via Montorsino a Roiano, è stato richiesto ai due rispettivi responsabili di filiale, Lorenzo e Veronica, il blocco delle immagini di videosorveglianza dei punti vendita, dal 5 gennaio fino all'ultima data utile per quanto tecnicamente possibile. Quanto sopra per il fatto che, a seguito del rinvenimento del corpo di Liliana, visionando alcune immagini scattate dalla polizia scientifica, è stato riscontrato che uno dei due sacchetti presenti sul capo della donna risulta appartenere alla catena di distribuzione Conad. Presso il punto vendita Conad di Via Montorsino, il sacchetto per l'acquisto di frutta e verdura risulta essere di diversa tipologia, privo dei manici e con le scritte pubblicitarie orientate in modo differente, mentre la busta reperita presso il punto vendita Conad di Viale 20 Settembre è risultata identica a quella rinvenuta sulla donna. Sono stati contattati telefonicamente i punti vendita Conad di Strada per Vienna, Via Locchi e Via Vergerio e, via mail, è stata richiesta l'acquisizione delle telecamere di videosorveglianza, mentre la filiale di Domio è risultata essere pertinente alla stessa proprietà del punto vendita di Via Montorsino a Roiano. Siamo andati anche in Via Verrocchio 2 presso lo stabile di residenza del coniuge Visintin, Resinovic, in quanto il corpo della donna ritrovata nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni risultava inserito in 2 sacchi di tipo condominiale di colore nero, solitamente utilizzati per la raccolta rifiuti. Nello stabile è risultato presente solamente il signor Sebastiano Visintin, in quanto le luci della sua abitazione erano accese, mentre nella palazzina tutti gli altri condomini sono risultati assenti, in quanto tutte le altre finestre poste sulla facciata dello stabile sono risultate spente. Atteso il rientro di qualche condomino per l'accesso al caseggiato, una volta all'interno è stato effettuato un breve sopralluogo nel sottoscala della palazzina, dove è stato rinvenuto un unico sacco condominiale di colore nero per la raccolta rifiuti. Dopo aver fotografato l'esatta ubicazione del luogo dove si trovava il sacco, lo stesso è stato prelevato con l'utilizzo dei guanti monouso, per un'eventuale futura comparazione con quelli ritrovati sul corpo. Il sacco sopra richiamato era stato segnalato da un condomino del civico 4 della via Verrocchio, già escusso quale teste nel procedimento penale in argomento il 7 gennaio 2022. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.